è molto lunga, vi chiedo scusa a voi e al mio papà se non la leggo bene, ma è proprio difficile questa. Una volta, tanto in fa, era un popolo prediletto, dal l'Egitto l'era scappato, per trovare un po' di rispetto. E Mosè lo guidava per scappare dal faraone, che da sempre tormentava quella gente con un'oppressione. Andasi un camminanze con un viaggio senza fine, verso una terra da speranze, che portesse un po' di bene. Dopo aver tanto marciato, coi bombei, con le maraie, sulle rive sono arrivati, dal Mar Rosso, che la fermai. Mosè allora, montando le sponde e ben dritta in sta scogliera, attende in braccio, verso quelle onde e alza al cielo la preghiera. Il gesto dell'arca è maestoso, piena di fede e devozione. Al cielo la sente la sua voce e esaudisce con la orazione. Ante un momento, han forza d'elle, onde alte, acque agitate, in mezzo al mar venuto dal cielo, a sduerta una gran strada. Al bravo Mosè, ecco, s'anch'ia professore ingraziamento, e lì vento san cammina, cantando lode con la gente. Mentre il canta sausa forte, gli acque assaldre da loro, andò avanti la morte, gli egiziani in seguituro. Da cui di lontana la storia, parcurde a momenti tan belli, i Disnea finì su gloria e a smangia un cittadino. A scumemoranza maniera fra le gioie e le tristezze, col passaggio a primavera verso una terra da un promessa. Ai passadani è un bel momento, proprio per di la ricorrenza, una grandissima avvenimento, a un cosmund fa sua presenza. A Jens la terra al fiore dello Signore, a passarsi tra noi sua vita, e con sue prediche d'amore avreste bien in vita. Dopo aver portato messaggi pieni di fede e di pace fraterna, alla mostrare il gran passaggio dalla morte a vita eterna. Così noi, cristiani credenti, percorriamo la strada dritta, che è passaggio certamente, porterà a nuova vita.